Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo collegati qui dagli studi di Vittorio Veneto per un nuovo appuntamento con Penna Nera, la rubrica che vi racconta il mondo della sezione ANA di Vittorio Veneto, gli alpini di Vittorio Veneto che si raccontano. Ci teniamo particolarmente a questa puntata perché parla di quello che è un orgoglio della sezione, l'orgoglio della sezione vittoriese. Sto parlando del reparto Salmerie e quindi dei muli, famosi muli che tanto successo riscuotono in ogni adunata, in ogni uscita e veramente sono conosciuti anche al di fuori dei confini nazionali. E per parlare del reparto Salmerie io do il benvenuto agli ospiti che sono venuti a trovarci qui in studio e quindi do il benvenuto al cavalier Antonio De Luca, proprietario dei muli e fondatore delle Salmerie. Benvenuto qui negli studi della Tenda TV. E poi do il benvenuto a Rino Carpenè, responsabile del reparto Salmerie della sezione di Vittorio Veneto. Benvenuto e ben trovato. Allora, diciamo, la storia, per così dire, dei muli l'abbiamo raccontata diverse volte, ma oggi vogliamo darvi anche qualche informazione in più e soprattutto vogliamo farvi vedere, farvi conoscere anche i luoghi che ospitano i muli e le persone che si occupano dei muli non solo nel momento della sfilata, ma anche durante tutto il resto dell'anno e andremo a scoprire che, insomma, è un impegno non da poco. Ma prima io partirei appunto con Antonio De Luca, dopodiché possiamo già dire che è meglio noto come Tony Tobero, giusto? E quindi lo chiameremo a volte Antonio, a volte Tony. Io chiedo appunto a Antonio De Luca, come è nato tutto? Come è nata un po' l'idea di questo reparto Salmerie e come è nato anche così l'acquisto proprio dei muli? Portiamo avanti un'azienda boschiva, io, mio fratello e mio papà, e siccome che l'asporto del legname facevamo a trattore, però non erano le piste adatte per il trattore e non si poteva nemmeno farle al momento nel 1993 e allora abbiamo deciso, io e mio fratello, informandosi dal presidente di sezione generale Giovannini, che era l'ultima asta di muli alpini nella caserma a Belluno. Allora siamo andati su anche per curiosare, eccetera, e là abbiamo comprato i muli. E per il bosco, ripeto, allora abbiamo portato a casa questi muli, erano un po' selvatici all'inizio, eccetera, e poi abbiamo domesticati e abbiamo fatto quel lavoro che ci ha costato un anno e qualcosa, insomma. Avevo anche 6 cavalli croati che mi aiutavano là. E appunto poi Donato Carnieli, vicepresidente della sezione Vittorio Veneto Alpini, e nel 93 ho fatto l'affare. E mi dite una volta, Tony, andiamo a Treviso a sfilare alla Dunata di Treviso, 1994, il prossimo anno. E io gli dissi, non lo badavo nemmeno. Poi mi ha detto la seconda volta e una terza, allora ma stai scherzando? No, vieni, lei, anche mio fratello che desidera venire a piedi a Treviso. E allora abbiamo imbastato su e siamo andati a piedi a Treviso e lì è stato proprio il momento di gloria. Ecco, e allora lì tutto è cominciato, possiamo dire, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, quindi c'è stato questo acquisto dei muli per questioni di un impiego lavorativo, potremmo dire così, che però poi si è deciso di trasformare in qualcos'altro. Da quel momento in poi è storia, possiamo dire, quindi passo la parola a Rino Carpenè. Una domanda che poi farò anche agli altri sconci, cioè agli accompagnatori dei muli. Insomma, qual è l'orgoglio di far parte di questa famiglia dei muli degli alpini? Io il mulo l'ho conosciuto quando ho finito il militare perché non era questo il mio incarico. La
quando si era sotto naia, vedere questi muli ti davano un po', ma cerchiamo di starci distanti. E poi qui per scherzo, per gioco, non so neanche io come. Io ho appena cominciato a fare il capogruppo nel gruppo degli Alpini di Tovena, e parlando con degli sconci che ci eravamo trovati in una festa di gruppo, abbiamo buttato per scherzo, ma perché non li portiamo fino in San Boldo? E con quello abbiamo cominciato a lo facciamo, da lì sono venuti in San Boldo, poi noi abbiamo cominciato, io e altri amici, ad aggregarci al reparto per accompagnarli come visitatori, come così, per vedere un po' come girava la storia. E poi questi animali non sono animali, sono amici, perché ti prendono il cuore, ti danno molto più di quello che noi sappiamo dare a loro, e ce lo dimostrano tutti i giorni. Se li sai comprendere, loro riescono a darti gioia, perché con loro stai bene, se non altro stai all'aria aperta, perché bene o male qualche camminata l'abbiamo fatta, io qualcuna meno, ma i ragazzi ci mettono il cuore, ecco. Poi, come vedranno anche nelle interviste che hai fatto questa mattina, sono tutti ragazzi di 20 anni, quindi tiriamo avanti ancora un pezzetto, ecco. Ecco, a questo proposito, ovviamente noi sulla Tenda TV, come dicevo anche prima, abbiamo innumerevoli interviste in archivio fatte con i vari sconci, appunto i componenti del reparto, e solitamente noi realizziamo queste interviste in occasione delle adunate nazionali, oppure quelle più vicine. Però appunto quello è solo un momento. Cioè il momento della sfilata, c'è il momento appunto del trasporto dei muli, però durante l'anno i muli dove trovano casa? Allora, per un certo periodo, appunto, come ci diceva prima Antonio De Luca, i muli sono stati impiegati anche per questioni lavorative inerenti al suo lavoro, e quindi trovavano casa appunto in quel di Anzano. Ma da qualche tempo a questa parte la loro nuova casa, la loro nuova stalla trova spazio in quel di Colle Umberto. Noi questa mattina ci siamo andati e grazie all'aiuto di Graziano De Biasi andiamo a scoprire la casa dei muli. Ci troviamo in un posto un po' particolare. Questa è la stalla che è riservata ai muli del reparto Salmerie della sezione Alpini Vittorio Veneto. In questo posto ci sono non solo i nostri magnifici 4 muli, ma ci sono anche le varie attrezzature che sono state utilizzate dall'esercito alpino e di artiglieria da montagna, e noi abbiamo raccolto un po' di questo materiale e ci piace farlo vedere un po' a tutti, perché non tutti ne sono a conoscenza dell'utilizzo che viene fatto di questi strumenti. Partiamo da qui e vediamo un po' cosa c'è. Qui ci sono i basti che sono le selle, chiamiamole così, che venivano messi sui muli sia di artiglieria da montagna che di fanteria da montagna. Ecco, gli alpini utilizzavano questi basti, che sono basti più leggeri, perché avevano soprattutto un carico laterale, non un carico centrale, o poche volte il carico centrale. Quelli che vedete là sopra invece sono basti di artiglieria da montagna, dove venivano caricate armi tipo obici, tipo mortai, tipo cannoni, eccetera. Questi che vedete sono dei secchi per abbeverarli, che sono pieghevoli, perché così occupa meno spazio nelle casse, che poi vedremo, e servivano per dare da bere agli animali. Qui vedete ovviamente le briglie e le catene che servivano per il trasporto di questi animali. Poi ci sono le coperte che coprivano tutto il materiale che veniva caricato. Dobbiamo considerare che ovviamente questi sono basti molto più leggeri, quelli di Salmeria, ma quelli di artiglieria pesavano intorno ai 42-44 kg solo da vuoti, quindi più il carico sopra, pensate un po' il peso che riusciva a portare un mulo, ecco. Questa che vediamo è la forgia che veniva utilizzata appunto per preparare i ferri che venivano poi a ferrare il mulo, con il loro
meccanismo manuale, vedete, il fuoco che veniva e il nostro fabbro ferraio faceva i vari ferri che servivano appunto per ferrare i muli, che sono qui esposti alcune categorie di questi fari. Non sono tutti ferri da mulo. Qui abbiamo un ferro da cavallo, per esempio lo vediamo perché è molto differente, ha un'andatura circolare e non ondulatoria come essere invece la zampa del mulo, no? Poi ci sono varie attrezzature. Questa è per esempio una slitta smontabile che viene caricata sul mulo separatamente, ogni slitta, una da una parte e una dall'altra, e il basto sopra. Poi ci sono le botti, ovviamente, una da una parte e una dall'altra vengono caricate, il materiale veterinario, dove c'era questo materiale veterinario che non veniva portato dal veterinario e non dal mulo, perché il mulo portava invece queste casse, il cofanetto con dentro i medicinali ad uso veterinario, quindi con tutti i medicinali che servivano al mulo, uno da una parte e uno dall'altra del mulo. Stessa cosa vale per il cofano di sanità, che serviva ovviamente all'artigliere ferito o all'alpino ferito. Qui c'è una cucina da campo, dentro vi sono delle stoviglie da campo che servivano appunto quando si arrivava su un punto dove c'era da far da mangiare, e il mulo trasportava anche lui queste cose. E diciamo che il mulo è stato fondamentale soprattutto, ma non solo in tempi di guerra. A me piace parlare anche soprattutto di pace, non tanto di guerra. È una cosa che parlare di guerra mi è doveroso, però preferisco dire di pace. In pace voglio dire questo, che i muli sono stati e sono in alcune parti del mondo ancora molto utili. In Italia, per esempio, i muli sono stati utilizzati dai pastori, per esempio, nella pastorizia, utilissimi, no? Nelle transumanze, no? E nella pastorizia, ma poi sono stati utilizzati nelle imprese boschive, no? Lo stesso Antonio De Luca ne è testimone, nelle miniere, nelle cave, quindi hanno aiutato l'uomo in qualsiasi lavoro pesante e duro, perché caratteristica del mulo soprattutto è resistenza e forza. Resistenza a che cosa? Resistenza alla fatica, resistenza alle escursioni termiche, caldo e freddo, resistenza e abitudine anche a mangiare purtroppo quello che riesce a trovare, quindi non è molto delicato, ed essendo appunto un ibrido che nasce da cavalla e da asino, assume molti anticorpi e quindi resiste molto alle malattie, ecco perché veniva utilizzato. In questa nostra sede mi piace ricordare che abbiamo anche questo basto, come vedete c'è scritto Iroso 212. 212 era il numero di matricola di Iroso, perché tutti i muli erano soldati veri e propri con il loro specifico numero di matricola. E il numero di matricola di Iroso, l'ultimo mulo alpino morto alla bella età di 40 anni, lui è morto il 28 di aprile del 2019, quindi sono passati un po' di anni, all'età esatta di 40 anni. Per un mulo 40 anni è come grosso modo rapportarlo a un uomo di 120, quindi è quasi, se non un record, poco ci manca, ecco. È stato uno come io, ci ho vissuto 25 anni vicino e quindi mi commuovo ancora oggi, ecco, scusate, perché è un qualcosa che Iroso mi ha insegnato una cosa molto bella, mi ha insegnato che ci vuole pazienza, ci vuole anche comprensione, io lo dico così, però effettivamente è stato un maestro, ecco, devo dire questo. Eccoci tornati in studio, abbiamo visto la stalla dei muli, abbiamo ripercorso un po' la storia dell'utilizzo di come venivano impiegati i muli e appunto le ultime immagini facevano riferimento ad Iroso, l'ultimo mulo alpino. E allora vengo ad Antonio De Luca. Che emozione ha provato a rivedere queste immagini di Iroso e come conservate il ricordo di Iroso? Bellissime queste immagini che non pensavo di trovarli questa sera. Iroso era a casa mia e volevamo, cioè lui è rimasto solo
e noi abbiamo per la compagnia abbiamo messo una mula, scusate, un'asina vicino perché se la passasse anche lui, insomma, lui aveva perso la vista ultimamente e mandava in stalla la gigliola, si chiama, l'asina, e poi si metteva di traverso per non lasciarla uscire, perché se usciva stava fuori tutta la giornata e lui la teneva dentro a mangiare fieno con lui. Per me questi muli sono come i cristiani, vogliono la compagnia e così. E di muli ne sono passati tanti in questi anni nella sua stalla De Luca. Oltre a Iroso, qualche altro ricordo di tutti questi anni legato ai suoi muli? Ricordi sono tanti, ora mi viene in mente, avevamo gli alpini di Ponte nelle Alpi, hanno comprato una mula, si chiamava Fina, e l'hanno tenuta 6-7 anni, poi ne sono stancati, non so come, e mi ha detto vuoi la mula perché noi non ci serve più. E allora io ho detto va bene, porta la mula, e l'ha tenuta anche lei, e penultima è morta quella, era forte questa mula, e è diventata cieca e non accettava di essere cieca, tremava tutto il giorno, tremava e sudava, tremava e sudava e abbiamo dovuto abbatterla. E il veterinario ci ha detto, un veterinario 2 o 3, perché lì i veterinari correvano quando erano i muli alpini, e purtroppo l'abbiamo abbattuta e mi ricordo che prima di abbatterla sono venuti giù da Belluno il capogruppo, il proprietario, quello che l'aveva in stalla, e abbiamo fatto con il Gagliardetto il labbro sezionale di Belluno. Abbiamo fatto un po' di foto e poi mi è venuto in mente questo ricordo. Quindi, permetta, scusi, posso, se posso. I muli ora sono a Colle Umberto nella stalla di Vittorio Luccheschi, che ringrazio pubblicamente perché ci ha dato un favore a tenere là i muli, e grazie ancora. certamente, quindi il ringraziamento appunto perché provate ad immaginare c'è anche un costo dietro al mantenimento di tutta questa struttura. Io appunto Antonio De Luca ci ha detto ricordi belli e ricordi anche magari un po' più tristi, ricordiamo la morte di Iroso ma non solo. Mentre a Rino Carpenè chiedo che cosa provate nel momento in cui organizzate, non so, le trasferte oppure le varie vostre spedizioni che fate in giro per l'Italia e soprattutto qual è l'accoglienza che trovate, Carpenè? Beh, quando noi ci muoviamo dalla stalla ci muoviamo perché c'è un qualcuno, un gruppo, una sezione che ci chiede di andare perché hanno una ricorrenza particolare o una festa che deve essere ricordata, ma prima di tutto lo fanno per il piacere di avere i muli, di avere questo animale, questo amico che sfila con loro. Una delle manifestazioni che mi hanno fatto venire la pelle d'oca è stata quella di qualche anno fa, che siamo andati a fare un'uscita a Tolmezzo, che c'era la sezionale, l'hanno fatta a Tolmezzo, e siamo stati alloggiati proprio all'interno della caserma della Marmora, mi sembra, che adesso è un piccolo albergo, però dove i militari gli ufficiali vanno a fare le vacanze, e in uno di questi alloggi hanno dato ospitalità a noi e ai nostri muli. Ma quella sera che siamo partiti per fare una sfilata così per le vie della città, ti veniva la pelle d'oca. Vedi proprio queste persone anziane che si ricordavano cosa erano i muli per loro nel 90
95, 96, 96, fino a quando la Naia è stata in essere. E lì, quando ti vedevano, gli veniva da piangere. È un qualcosa che ti prende, ti fa pensare a... Ma qualcosa di buono vuol dire che forse ce l'abbiamo messo anche noi, quindi girare per l'Italia, per le nostre zone, per i nostri paesi, con i nostri amici muli, vuol dire far rivivere quei ricordi, quelle storie anche, perché sicuramente se come Antonio, ma chissà quanti altri vecchi alpini si ricorderanno di quel mulo che, ma sai cosa ho combinato io con quello, quindi ce ne sarebbe da raccontare per ore e ore, quindi è un qualcosa che ti rimane dentro, che ti fa vivere e ti soddisfa, perché quando rientri e le cose sono andate tutte bene, sono andate, tutto è filato liscio, sei appagato di quel... La fatica c'è perché sembra di no, ma se vuoi fare le cose fatte in una certa maniera devi anche metterci un po' di impegno, cercare di seguire i tuoi amici e far festa anche con loro, perché girare poi prima della sfilata, della ricorrenza, è un qualcosa che ti aiuta. A proposito di questo e a proposito anche della fatica, io voglio chiedervi che cosa avviene nel momento in cui organizzate una trasferta, diciamo così. Però lo facciamo accompagnandoci con delle immagini, sono le immagini più vecchie che io ho trovato nel nostro archivio, quindi fanno riferimento al 2008 e un avvicinamento alla Dunata di Bassano, ecco, se non vado errato, e appunto qui abbiamo delle immagini, tra poco vedremo anche l'arrivo in Piazza del Popolo prima di partire, insomma, ecco, quindi forse riconoscerete anche qualcuno. Carpenè, che cosa vuol dire spostare tutti questi animali e poi alloggiarli anche nelle varie tappe del viaggio? Beh, allora, quelli che vedete qui che stanno sfilando adesso sono ancora i vecchi muli che Antonio aveva, quindi abituati un pochino più di questi, perché questi muli erano sempre in mezzo alla gente, perché finito il servizio militare non erano passati molti anni, quindi erano abituati a camminare tutti i giorni, erano abituati a stare in mezzo alla gente. Gli accorgimenti che noi abbiamo sono proprio questi, cercare di essere più in sicurezza possibile, perché sono amici ma sono bestie, quindi il pericolo c'è sempre. Però si sono sempre comportati bene, non hanno mai dato problemi, sono forse più bravi loro perché qualche persona meriterebbe anche qualche calcio, però la fatica c'è, bisogna organizzarsi bene, e però quando fai un tragitto come quello che hanno fatto per Bassano, quello che è stato fatto per Treviso, o le varie dunate che abbiamo fatto, le sfilate di avvicinamento alla dunata nazionale o al Triveneto, sono sempre, sei ben accetto nelle sedi di tutti gli alpini. Tutti quanti ti vogliono, tutti quanti vogliono essere partecipi, vogliono darti una mano, ti vogliono aiutare. E noi siamo ben grati a tutti questi amici che ci aiutano quando siamo con i muli, ma ci aiutano anche durante tutto l'anno, perché bene o male c'è qualcuno che ti dà una palla di fieno, ma chi te ne porta un camion, e purtroppo loro mangiano tutti i giorni, quindi a parte il periodo che stanno in montagna, ma il periodo della stalla è lungo anche quello, e quindi hanno bisogno sicuro di... guarda, la gente è così, non si lascia ammagliare dagli animali, e è una festa, è sempre una festa. È sempre una festa, ecco, continuano queste immagini, tra poco avremo anche un passaggio sul Ponte di Bassano, se non sbaglio, quindi appunto nell'ottica, come dicevo prima, di trovare delle immagini che non fossero le solite immagini delle sfilate. Ecco, questo è l'ingresso appunto sul Ponte di Bassano. Ecco, il 2008 sembra ieri, ma insomma qualche anno comunque è passato, e queste immagini credo che appunto faranno piacere a più
più di qualcuno degli alpini che si sta riconoscendo, e vedo anche un Antonio De Luca con qualche anno in meno, infatti lì in fianco. Rientriamo in studio. È giunto il momento di presentarvi i muli. Quanti sono i muli in forze al reparto Salmerie? Lo scopriamo in questo servizio. Vi presento i protagonisti del nostro gruppo, che sono i muli ovviamente. L'unico maschietto che abbiamo è questo signore qua. Lui si chiama Uto, è un mulo francese, ogni tanto gli parliamo anche in francese per divertirci. E Uto quest'anno ha esattamente quasi 20 anni, ha 19 anni abbondanti. Ecco, non è il più vecchio di tutti, perché la più vecchietta di tutti si chiama Mila. Questa che vediamo è Mila. Questa mula ha esattamente 23 anni quest'anno, è una delle più anziane, chiamiamola così, ed è la prima mula che noi abbiamo acquistato, o meglio il Antonio De Luca ha acquistato non militare, quindi lei ha vissuto insieme con tutti i muli militari, era l'unica non militare, ma si è subito diciamo così affezionata anche ai muli militari. La Mila, appunto dicevo, ha 23 anni, noi ci siamo affezionati moltissimo a questa mula, perché oltretutto con i bambini è molto docile. E poi assieme a lei vediamo quella più scura, eccola qua, è la più giovane di tutti, ha 18 anni, lei si chiama Viola, e questa invece che vediamo qua è coetanea della Mila, ha 23 anni, è molto tranquilla, è stata incrociata, suo papà era sicuramente un asino di Martina Franca, vediamo la croce sopra. Ed è molto, molto affettuosa con tutti quanti, quindi la caratteristica che io, 30 anni che girano con i muli, posso dire, sono molto attenti ai bambini. Ecco, sembra strano, ma sono molto più docili con i bambini che con gli adulti, e questo ovviamente a noi fa molto piacere, sicuramente. Sono molto docili con i bambini, perché ovviamente nel momento in cui i muli così vengono portati dagli sconci in occasione delle adunate, oppure in alcuni incontri che vengono organizzati con i bambini e i ragazzi delle scuole, ovviamente il successo è veramente smisurato. Perché fate questi incontri con le scuole, Carpenè? Sì, è bello far vedere gli animali, ma non è solo questo, giusto? Ma lo facciamo perché è giusto che anche i più piccoli, che non hanno avuto la fortuna di poterli vedere negli anni passati, gli venga insegnato quello che è il mulo, quello che ha fatto e quello che continua a fare. Poi anche noi abbiamo dovuto un po' adattarci, visto l'età degli sconci, a camminare un pochino meno e essere un po' più stanziali, e quindi dedicarci alle scuole che abbiamo visto che comunque scuotono un certo interesse, vengono visti non come un momento per non andare a scuola, ma proprio un interesse, un qualcosa che li vedi attenti, ti fanno delle domande, e nelle varie scuole che abbiamo girato qui, anche nel Vittoriese, siamo stati molto felici, abbiamo riscontrato proprio da parte anche delle scuole stesse, perché è stato un qualcosa realizzato proprio con le scuole, perché purtroppo la burocrazia è tiranna, e di conseguenza a furia di carte siamo riusciti a portare i muli nelle scuole qui del Vittoriese, e abbiamo fatto delle belle cose, sì. Ecco, abbiamo visto appunto e abbiamo raccontato queste così opere anche di divulgazione che fate, no? Però io mi sto iniziando a chiedermi, insomma, bisogna mantenere pulita la stalla, bisogna dar da mangiare ai muli e accudirli, bisogna portarli in giro, bisogna realizzare tutte queste attività. Carpenè e poi De Luca, di quante persone è composto il reparto Salmerie? Quanti alpini fanno parte di questo gruppo? Beh, in questo momento noi siamo in 19 con il nostro presidente, e ultimamente si è aggregato, ha voluto partecipare di far parte del reparto Salmerie
un alpino di Trento che l'abbiamo conosciuto a Vicenza, e un ex militare perché di carriera, e lui prima era con i muli, quando li ha visti si è rinnamorato di nuovo e ha cominciato a seguirci, e anche domenica 8 dicembre era qui al pranzo sezionale e ha voluto esserci anche lui. E se avete visto anche prima quell'insegna, quella scritta del reparto Salmerie intagliata nel legno, è un omaggio che a lui piace lavorare nel legno, e quindi ci ha fatto questo piccolo omaggio da poter mettere nella nostra sede, nel nostro cuore. Quindi poi noi siamo sempre qui, se domani al posto di 18, 19 siamo 20, 25, il numero dovesse crescere e magari qualche annetto più giovane, sicuramente potremo fare delle cose più belle, più caratteristiche. Chiedo ad Antonio De Luca che cosa si sente di dire agli Sconci che in tutti questi anni hanno reso possibile il sogno del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Bene, ai Sconci devo dire sempre grazie. Qui in fianco Rino Carpenè, che è il responsabile dei muli, delle dunate quando andiamo fuori, eccetera, e senza di loro io solo non posso tenere e mantenere, accudire questi muli da solo. Allora Rino Carpenè ha fatto dei turni giustamente ai pensionati, quelli che non vanno al lavoro, perché insegniamo in pensione anche chi lavora, hanno amore per i muli. Allora, ad esempio, lunedì tocca questo, e avanti sempre così, e stiamo bene così. Io divento vecchio, sono già vecchio, e allora ho bisogno di loro, perché senza di loro io non faccio niente, e li ringrazio tanto. E voglio ringraziare anche il Vittorio Lucheschi, perché ci ha donato la stalla gratuitamente, che possiamo mettere i muli là, e hanno un bel prato fuori, hanno spazio, eccetera. Grazie ancora. E rinnovando appunto questo ringraziamento, dobbiamo dare la parola appunto agli Sconci, a chi appunto accompagna i muli, e soprattutto a loro abbiamo chiesto anche che emozioni provano nell'accompagnare i muli. Lo sentiamo in questo servizio. Lei quanti anni ha? 81. Che cosa vuol dire far parte del reparto Salmerie di Vittorio Veneto? Vuol dire che è un orgoglio prima di tutto, perché si ricorda la vita dei nostri vecchi che hanno fatto con i muli tutte le guerre. Far parte del reparto Salmerie Vittorio Veneto vuol dire soprattutto amare gli animali, i muli. Dopo c'è un impegno che non manca mai, però tutti quanti assieme portiamo sempre avanti nel migliore dei modi. È una fatica accudire questi animali? No, fatica no, assolutamente. Impegno sì, però ce la mettiamo sempre tutta e accudiamo con amore, diciamo, i nostri muli. Niente, è un impegno, è una soddisfazione vederli puliti, dargli da mangiare, quindi è una soddisfazione molto personale che poi si condivide con tutto il reparto. La grande soddisfazione di essere qui, di accudirli e di andare a fare le sfilate insieme ai muli, hai capito? Sempre quando frequentiamo le scuole, andiamo con i bambini così, sono momenti veramente toccanti, perché magari anche i bambini ti fanno delle domande che magari ti spingono a rivivere dei momenti particolari, a volte anche veramente emozionanti, magari gli spieghi tutto quanto, magari a volte col groppo in gola, perché
abbiamo ricordi non indifferenti. Quando sfilate col reparto Salmerie, reparto che viene sempre molto applaudito, che cosa provate? Una grande emozione perché tutti ci guardano, tutti ci battono le mani, tutti quanti sono contenti di vedere i muli che vengono in sfilata. Però noi in particolare siamo sempre gli ultimi della sfilata. E tu lo sai perché siamo gli ultimi? Hanno le loro esigenze i muli, no? E allora qualcuno si lamenta se sporcano per terra, no? Allora noi ultimi puliamo e portiamo a casa tutto. Sappiamo che avete il reparto ecologico però a disposizione. Esatto, che quello è il migliore che sia quando vai in sfilata, hai capito? E abbiamo parlato anche degli addetti all'ecologia e quindi chi chiude appunto la sfilata del reparto Salmerie della sezione ANA di Vittorio Veneto. Ultimi istanti per questa prima parte di Penna Nera. Nella seconda parte avremo il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto, Francesco Introvigne. Torno dai miei ospiti. Allora partiamo da Carpenè. Che augurio si fa per il reparto Salmerie? Abbiamo raccontato appunto diverse sfaccettature, alcune anche se vogliamo meno note, di questo gruppo di persone che amano proprio i muli a tal punto da accudirli, da curarli in tutti i modi possibili. Che cosa augura al reparto Salmerie di Vittorio Veneto? Lunga vita. Vorremmo che il reparto continuasse all'infinito, anche se sappiamo che questo non è possibile perché bene o male a tutto c'è una fine. Se le fila si rinforzano, magari qualche altro annetto riusciamo a barcamenarlo di qua e di là. Riusciremo ancora a... il 2025 è già ben sistemato, quindi gli impegni ci sono, cercheremo di fare onore a quanto abbiamo promesso e tutti insieme, come riusciamo ad accudire i muli durante la settimana, li accudiremo ancora per il prossimo venire. Devo ringraziare tutti i ragazzi che ci danno una mano. Prima avevo accennato a tutti quelli che ci aiutano con il fieno, con quello che è il sostentamento dei nostri muli, ma non per ultimo dobbiamo ringraziare la sezione che in questi ultimi anni si è fatta carico di un peso non da poco, perché assicurazione, luce, acqua non sono cose che arrivano per scherzo. Quindi un augurio per le salmerie che sia proficuo e che vadano a un 2025 sereno e felice. Mentre ad Antonio De Luca chiedo, intanto di acqua ne è passata sotto i ponti dall'acquisto iniziale, diciamo, dei muli. Quali soddisfazioni ha avuto e che cosa si augura per il suo reparto Salmerie? Soddisfazioni tante, moltissime, tante veramente. Penso alle adunate quando il temporale ci prende, è una soddisfazione per me anche quella, con i muli, la pioggia non si sente, tutto bello insomma. Ha fatto bene il mio capo qui, Rino, il responsabile delle Salmerie, a accennare alla sezione, perché mi ha aiutato tanto. E ringrazio pubblicamente a tutti gli alpini della sezione. E io ringrazio voi per essere stati qui in studio a Penna Nera a raccontarci con il consueto trasporto, anche possiamo dirlo, appunto del reparto Salmerie. Un ringraziamento va anche a tutti gli sconci che abbiamo sentito pochi istanti fa e a Graziano De Biasi che ci ha appunto guidato nel mondo del reparto Salmerie. Quindi il mio grazie va al cavaliere Antonio De Luca, proprietario dei muli e fondatore
fondatore delle Salmerie, e a Rino Carpenè, responsabile appunto del reparto Salmerie di Vittorio Veneto. Grazie, ci salutiamo e chiudiamo questa prima parte di trasmissione con alcune delle immagini della sfilata, questa volta sì, del reparto Salmerie durante il raduno Triveneto 2018 a Vittorio Veneto. E arriva l'icona e voglio vedervi assiepati sulle tribune, assiepati sulle transenne, voglio vedervi davvero orgogliosi e degni di ospitare da oltre 25 anni l'unico vero autorizzato ammesso reparto delle Salmerie Alpine, l'unico vero ammesso reparto in sede associazione nazionale. Eccoci rientrati in studio, abbiamo visto le immagini del raduno 2018 del terzo raggruppamento a Vittorio Veneto, abbiamo visto appunto la sfilata dei muli. Io do il benvenuto e il ben trovato qui nei nostri studi a Francesco Introvigne, presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto. Con lui andremo a ripercorrere un po' le attività alpine degli ultimi mesi, ma prima abbiamo dedicato la prima parte al reparto Salmerie, orgoglio abbiamo detto della sezione di Vittorio Veneto. Qual è appunto Introvigne il suo ringraziamento anche agli sconci, abbiamo visto, a chi si occupa dei muli, un lavoro non indifferente? Beh, innanzitutto ben ritrovati a tutti gli amici della Tenda TV. Io sento il dovere comunque di quale presidente della sezione, quindi anche del reparto Salmerie, di estendere un sentito vivo ringraziamento a quanto il reparto ha fatto, fa e spero faccia ancora per tanti anni. Indubbiamente il lavoro improbo, l'abbiamo sentito, ringrazio chi ha dato testimonianza presso queste telecamere, ovvero Antonio De Luca, proprietario dei muli e socio fondatore, ma anche a Rino Carpenè, responsabile del reparto Salmerie, ma anche le interviste fatte a Graziano, che è un po' la mente storica del nostro reparto, ma a tutti gli sconci e a quanti intorno a loro contribuiscono a che questo reparto sia, come lo è di fatto, un orgoglio della nostra sezione. Siamo ecco, felici e lieti perché diventato ora un reparto a rievocazione storica, già che appunto i muli non sono più quelli della Naia, ma sia nel fare, nel proporsi, nel vestire, nell'arredo sostanzialmente, riportano proprio ciò che i muli sono stati nella storia, e questo è molto significativo. Li abbiamo sentiti impegnati non solo nelle nostre cerimonie, nelle manifestazioni alpine a livello nazionale, a livello di raggruppamento e sezionale, ma anche e soprattutto presso le scuole. Ed è importante trasmettere queste esperienze significative, perché i muli hanno fatto la storia degli alpini, sì, ma sono anche la storia dell'umanità. Lo sono tuttora oggi in qualche parte d'Italia, ma nel mondo, quali elementi insostituibili proprio per il vivere quotidiano.
Grazie Introvigne, con questo chiudiamo l'argomento della prima parte della trasmissione, quindi salutiamo gli amici del reparto Salmerie di Vittorio Veneto e veniamo a ripercorrere quelli che sono gli avvenimenti alpini dell'ultimo periodo, degli ultimi mesi. Ripartiamo dal raduno al Bosco delle Penemozze dell'ultima domenica di agosto. Un raduno, mi sento di dire, sempre più partecipato. Sì, è una celebrazione molto sentita, non solo in ambito alpino, che ha assunto una dimensione ovviamente provinciale, visto che il bosco è stato affidato dalla nostra sede nazionale alle 4 sezioni della provincia di Treviso dell'ANA, ma ha una dimensione nazionale, ma direi che va anche oltre, perché è seguita oltreoceano in Australia, in Canada, nel Sud America, e quindi ecco, soprattutto sentita per il valore che ha quel memoriale unico al mondo. Là ci si ritrova con lo spirito a riflettere, a sentire le emozioni del cuore, a vivere il silenzio di quel bosco, a ricordare i nostri alpini caduti e andati avanti, e quindi il numero cresce anche perché ci è di stimolo proprio che rispecchia la nostra realtà associativa. Questo per quello che riguarda il raduno al Bosco delle Penemozze. 15 giorni dopo, questa volta a Vittorio Veneto, una cerimonia in quel di San Rocco, anche in questo caso una cerimonia di diverso tipo che ha riguardato la Madonna Maria, Madre degli Alpini. L'abbiamo celebrata la ricorrenza del 70° anniversario dalla collocazione della statua di Maria, Madre degli Alpini, presso la chiesetta di San Rocco, quindi nella parrocchia di Ceneda. Là è parte della nostra storia. Là gli alpini hanno voluto dedicare quel luogo e con quella collocazione della statua un pensiero alla Madonna Madre degli Alpini, appunto perché è una figura importante nella storia dell'uomo e soprattutto degli alpini, perché ad essa si sono sempre rivolti in tempo sì di pace, ma soprattutto anche quando purtroppo è stato anche per i nostri avi tempo di guerra, nella disgrazia, nella sofferenza, nel dolore, ma quale appunto punto di riferimento di speranza, di vita e di un futuro migliore. E possiamo dire che il mese di settembre ha avuto la Madonna come protagonista, perché nel fine settimana dal 27 al 29 di settembre c'è stato il primo pellegrinaggio degli alpini a Loreto. Noi vi abbiamo trasmesso anche in questo caso in diretta sia le cerimonie religiose sia poi la sfilata della domenica mattina. Introvigne una partecipazione, quella da parte degli alpini vittoriesi a Loreto, che così oltre alla normale partecipazione aveva qualcosa, un legame particolare, un qualcosa in più, possiamo dirlo, no? Beh sì, siamo particolarmente legati a quel luogo per la devozione alla Madonna, ma soprattutto perché a reggere le sorti di quel luogo c'è l'arcivescovo Monsignor Fabio Dalcin, che è un nostro associato del gruppo di Sarmede, paese di sua origine, e quindi anche questo è stato bello perché ci siamo sentiti e accolti in casa, ecco, dal prelato che per noi è un punto di riferimento anche spirituale, e quindi l'orgoglio non è mancato nemmeno qui. Il primo pellegrinaggio nazionale degli alpini alla Santa Casa di Loreto, in occasione anche del raduno del raggruppamento, del quarto raggruppamento in questo caso. Molti gli alpini d'Italia, ma soprattutto una qualificata e ben rappresentata rappresentanza della nostra sezione. Lì abbiamo vissuto momenti di fede, di devozione, di spiritualità, ma anche la celebrazione classica degli alpini attraverso la manifestazione di raggruppamento e la sfilata,
che peraltro è stata molto significativa perché rare volte capita di poter avere davanti al transito nostro un simbolo così importante come lo è stata la statua della Madonna di Loreto, peraltro benedetti se non annaffiati anche da un frate che insomma, come aspersorio ha utilizzato uno scopone, quindi siamo stati proprio benedetti dall'acqua santa della Madre di Loreto. L'abbiamo visto nelle immagini e ci sta confermando il sospetto che avevamo nel momento in cui abbiamo visto questa aspersione bella importante. Veniamo al mese di ottobre, quali sono stati gli appuntamenti più significativi? Beh, parecchi in Italia e anche non solo, e anche all'estero, nel senso che il calendario nostro sarebbe molto fitto, ma possiamo cominciare subito dalle cerimonie che abbiamo vissuto nelle nostre sezioni presso i nostri gruppi. Il 20 ottobre ricordo la Santa Messa celebrata a Colleberto in questo caso, di un momento celebrativo itinerante che è quello da noi denominato in gergo la Messa dei Cappelli. In realtà è la celebrazione in memoria di tutti gli alpini andati avanti dell'anno precedente. Abbiamo ricordato quindi questi 38 nostri associati, tra cui anche figure importanti quale Rino Dalcin, uno degli ultimi, noto tesoriere sezionale e consigliere, ma non solo lui, anche altre figure. E è significativo perché invitiamo i familiari a portare il cappello del defunto che deponiamo davanti all'altare e poi alla fine della cerimonia citiamo ad uno il nome a cui rispondiamo col presente, segno significativo della loro presenza nei nostri cuori, la loro presenza spirituale. Dopodiché ad ottobre ci sono stati altri appuntamenti? Ottobre di significativi mi par di no, però a fine ottobre, i primi giorni di novembre, c'è stato un pellegrinaggio in terra di Cechia dove ho partecipato anch'io. Ormai è un rituale presso il cimitero di guerra italiano di Milovice, è una quarantina di chilometri a nord-est di Praga, dove sono sepolti i resti mortali di 5.276 soldati italiani, quindi non solo alpini ma di varie armi, della prima guerra mondiale, e questo è molto significativo. Lì c'era un campo, per così dire, di prigionia, diventato una sorta di campo di concentramento dove tutti questi soldati sono morti di fame, di stenti, di spagnola, di malattie, di freddo, quindi è proprio in questo senso un pellegrinaggio. Nell'occasione siamo anche stati ricevuti dall'ambasciatore d'Italia a Praga con un atto ufficiale presso la struttura dell'ambasciata e quindi ecco, anche questo è stato un momento importante. Noi portiamo la nostra testimonianza e rendiamo anche onore ai nostri caduti non solo presso i sacrali italiani ma anche appunto all'estero, come abbiamo fatto del resto poco prima in Slovacchia, come abbiamo fatto in altre parti d'Europa. Molto bene. Altro argomento, la colletta alimentare. Anche in questo caso un appuntamento che si ripete. Sì, è stato appunto vissuto questo momento associativo il 16 novembre, sabato. Noi come associazione partecipiamo alla colletta alimentare a livello nazionale, sono interessati tutti i nostri gruppi e presso i supermercati che danno la loro disponibilità raccogliamo i generi alimentari che dopo vengono fatti confluire nel magazzino che è presso Udine e distribuiti dalle varie associazioni di riferimento, il banco alimentare in questo caso, a chi ne ha bisogno, alle varie associazioni compresa la San Vincenzo. Quest'anno
nonostante tutto abbiamo avuto una buona adesione, i cittadini, la popolazione crede in noi, in questo gesto nobile, donando quanto possono, ma abbiamo raccolto più di 95 quintali di derrate alimentari, un po' di più dello scorso anno, e questo è altrettanto significativo. Parliamo di momenti di crisi, ecco, di poca disponibilità, ma in realtà vediamo che al momento della chiamata tutti rispondono e il nostro cappello, il nostro simbolo fa la differenza. E quindi la solidarietà c'è sempre. Voltiamo pagina, prima di arrivare al pranzo sezionale di cui parleremo. Qualche giorno fa c'è stata la presentazione del Libro Verde in Regione Veneto. Che cos'è il Libro Verde e com'è andata? Allora, questo è stato un momento molto significativo, associativo nostro, ovvero è la prima volta che accade. Siamo stati invitati in sede del Consiglio regionale del Veneto dal presidente Roberto Ciambetti, e là il nostro presidente nazionale, noi presidente di sezione lo abbiamo affiancato e supportato, ha presentato i risultati del Libro Verde. Libro Verde che mette insieme tutte le attività di volontariato fatte anno per anno dalle nostre associazioni, dalle sezioni e dai gruppi, per un ammontare che raggiunge i 72 milioni di euro di valore. Di questi 6 milioni circa in somma contante e il resto in ore offerte proprio gratuitamente da tutti i nostri associati per opere di natura sociale presso varie realtà, comunità, comunque che abbiano sempre una finalità pubblica. Tra queste dobbiamo anche ricordare, non solo in Italia, ma anche un'opera che è in corso in Mozambico, per rendere fruibile un centro sociale aggregativo, una comunità a Pemba, dove c'è una comunità di religiosi della nostra provincia, di Padri Cavanis. E anche questo in ricordo e memoria a 30 anni dall'ultima attività di intervento per la pace nel mondo svolta dai nostri soldati, dai nostri alpini in armi, quando c'era ancora la leva obbligatoria. Ecco, quindi anche l'aspetto della solidarietà lo sottolineiamo anche in questa occasione, quindi abbiamo sentito, ci ripete Introvigne forse quante ore di volontariato? Beh, l'equivalente, come dire, adesso le ore non le ricordo bene a memoria, ma, sì, ma il sono corrispettivo tantissime, perché messo insieme, se detraiamo i 6 milioni di euro, circa i 72 rimangono poi quindi 66, il valore medio ora è considerato a 27,80 euro, mi pare, ricaviamo il numero di ore, che è un numero elevatissimo, ma quello che mi preme sottolineare è che questo, il nostro, è vero e puro volontariato, cioè non c'è nessun tipo di remunerazione, e questo per noi è fondamentale. Fa parte anche dell'esercizio dei valori nostri, di quanto il nostro statuto sancisce, ma è una cosa proprio in cui fermamente crediamo. Dobbiamo dare la nostra disponibilità, perché è nella nostra indole, è dentro il nostro DNA, verso chi ha più bisogno di noi. Voltiamo pagina e arriviamo al consueto pranzo sezionale in occasione dello scambio degli auguri di Natale lo scorso 8 dicembre. Più di 150 gli alpini presenti, un'occasione per fare un po' il punto della situazione, giusto Introvigne, oltre che a scambiarsi gli auguri ovviamente. Sì, certo, perché l'occasione è unica al mondo, all'anno, noi lo chiamiamo il pranzo degli auguri, perché è l'occasione di incontro non solo dei nostri soci alpini, ma anche
con i loro familiari. È una festa fatta insieme, nella cui occasione, intorno a un tavolo, ricordiamo anche l'anno trascorso, facciamo le somme, tiriamo i bilanci e soprattutto appunto fraternizziamo. È un modo di socializzare anche questo, è un modo di star bene insieme, è un modo anche per guardare al futuro e anche per vivere, come dire, in serenità alcuni momenti, nonostante tutto ciò che purtroppo oggigiorno, ecco, devasta un po' la nostra vita, e soprattutto se pensiamo agli eventi bellici che ormai ci stanno intorno. Noi guardiamo al futuro con la speranza della pace, che poi è il motto che abbiamo portato a Vicenza alla Donata nazionale, ma che riproporremo anche per il prossimo anno sotto un'altra forma e un altro argomento, ma è sempre quello, per la prossima Donata nazionale di Biella a maggio 2025. In quella occasione ovviamente ci scambiamo anche gli auguri per un buon Natale e quello per l'anno venturo, e abbiamo avuto anche la fortuna e la disponibilità, verso cui sono sempre grato, della presenza del nostro Presidente nazionale Sebastiano Favero. E a proposito del Presidente nazionale, noi lo abbiamo intervistato. Abbiamo il piacere di avere il Presidente nazionale Sebastiano Favero. Com'è stato questo pomeriggio, e è anche un'occasione per ringraziare gli alpini? Sì, direi è stato un bel pomeriggio veramente vissuto all'alpina, vissuto con quel senso di condivisione, di comunità, di partecipazione che poi gli alpini sanno dare. Quindi per me torno via veramente rincuorato, rinforzato, se posso dire, e anche con la convinzione che quello che noi facciamo, quello che l'Associazione Nazionale Alpini fa, quello che la sezione Vittorio Veneto, ho sentito il Presidente Francesco Introvigne nella sua esposizione dire, ecco, è quello che noi siamo concretamente. Siamo uomini che sono capaci di dare senza chiedere, sono capaci di essere presenti quando c'è bisogno, non fanno polemiche e sono quello che io credo sia l'esempio più importante che noi possiamo dare in questo momento così anche difficile, soprattutto per le giovani generazioni. Il Presidente Francesco Introvigne tra qualche mese lascerà appunto la Presidenza, che cosa si sente di dire? Intanto comincio con un grazie. Grazie a Francesco, grazie per quello che ha fatto in questi 9 anni, lo ha fatto con il cuore alpino, che è una cosa importante, saperlo fare nel modo giusto. E lui lo ha fatto nel modo giusto, quindi un abbraccio fraterno da alpino a alpino, ma sono sicuro che poi lui rimarrà dentro il contesto dell'associazione, saprà essere ancora molto utile sia alla sezione di Vittorio Veneto che all'Associazione Nazionale Alpini. Quindi ancora una volta un grande grazie a Francesco. Tra qualche giorno è Natale, il suo augurio di buone feste agli alpini e non solo. Un augurio a tutti di un Natale che sia un Natale in famiglia, un Natale vissuto con il cuore vero, quello che sa capire e sa capire in una famiglia quali sono i valori veri e autentici. Dall'altro lato un augurio di un 2025 anche purtroppo con quello che sta succedendo intorno a noi, comunque un 2025 sereno. Gli alpini comunque devono sapere e sanno di essere sempre pronti e disponibili. Queste le dichiarazioni del Presidente nazionale Favero. Torniamo a Francesco Introvigne, l'abbiamo introdotto all'interno di questo servizio. Tra qualche mese, nel mese di marzo, il suo mandato finirà, giusto? Sì, certo. Sono arrivato appunto all'epilogo del mio mandato presidenziale, come del resto è stabilito dal regolamento sezionale, 3 mandati al massimo, triennali, e proprio questo è il mio 9° anno. 9 anni, come ho avuto modo di dire, vissuti con intensità, impegno, sicuramente ci ho messo del mio, dedizione,
anche tanti sacrifici, ma ho avuto anche tante soddisfazioni, sono stato ripagato. Le piccole cose che magari succedono come in tutte le famiglie, non sempre andate al meglio, non influiscono certo sui risultati che in questi 9 anni sono stati raggiunti, grazie non solo alla mia opera, ma soprattutto grazie ai miei collaboratori, soprattutto quelli vicini, quelli che condividono il percorso, quelli che diventano, ecco, il mio braccio destro. Senza di loro la mia opera, come ho avuto modo di dire, sarebbe stata vana o comunque sicuramente molto riduttiva. Lascio come dire, il mio mandato e la sezione in buone mani, lascio con un futuro che spero, ecco, continui nel nostro segno dell'alpinità e dei valori per i quali ci siamo sempre fin qui spesi, guardando al futuro associativo con speranza, guardando anche a una situazione nostra interna che è buona, perché sia sotto il profilo morale, associativo che anche finanziario, insomma, non abbiamo di che temere. Ho condiviso il programma con un gruppo di lavoro, come ho avuto modo di dire, che continuerà sicuramente, ma verso il quale io ovviamente non voglio ingerire e interferire. Mi renderò disponibile per quanto ancora potrà essere utile, come del resto anche l'auspicio è stato quello del Presidente nazionale Sebastiano Favero, e credo che comunque la sezione Vittorio Veneto abbia ancora bei anni davanti a sé e una lunga vita da continuare nel segno proprio, ripeto, dell'alpinità. Ecco, in Trovigne possiamo già anticipare che, insomma, prima della fine del suo mandato faremo comunque un'altra puntata di Penna Nera, in cui magari in quel caso andremo a ripercorrere un po' le tappe del suo mandato, ma tornando e rimanendo nel pranzo sezionale, pranzo degli auguri dello scorso 8 dicembre, c'erano presenti come al solito anche le istituzioni, quindi i sindaci del territorio. Andiamo a sentirli. Oggi è una grande festa per gli alpini, un'occasione anche per ringraziarli, ma qual è il suo augurio di Natale che vuole fare agli alpini della sezione di Vittorio Veneto? Innanzitutto i ringraziamenti doverosi per il contributo che danno alla nostra comunità, sono sempre presenti ad ogni appello che facciamo, sia per la manutenzione dei sentieri ma anche in altre occasioni sono sempre disponibili. Il mio augurio per la sezione degli alpini di Vittorio Veneto è quello di continuare con la loro forza, con la loro volontà, e veramente danno un grosso contributo alla nostra comunità, e di questo veramente li ringrazio tantissimo. Buone feste agli alpini, un po' di meritato riposo, pronti per l'anno prossimo. Quale momento migliore di oggi? Un pranzo conviviale per farci gli auguri di Natale con la sezione ANA di Vittorio Veneto, che tanto si è adoperata quest'anno, ha coinvolto tutti i territori con le sue innumerevoli manifestazioni. Il mio augurio a tutto il mondo alpino, a tutte le nostre comunità, per un felice e sereno Natale, e un grosso augurio di un buon 2025 di salute, pace e serenità per tutti. Un grazie particolare a tutti gli alpini per il grande lavoro che fanno per i nostri territori, sia sul lato sociale, sia sul lato di assistenza alle persone, sia nell'aggregazione, ma anche appunto nei casi di protezione civile. Veramente il braccio operativo degli alpini è sempre fondamentale per qualsiasi manifestazione. Colgo l'occasione per fare il mio miglior augurio di buon Natale, buone feste a tutti loro e alle loro famiglie, e parte preziosa della nostra comunità e della nostra tradizione. E questi erano gli amministratori del territorio, anche loro appunto presenti lo scorso 8 dicembre al pranzo sezionale, che ci hanno fatto gli auguri, e hanno fatto ovviamente gli auguri anche agli alpini. In Trovigne, ultimi istanti di trasmissione. Quali sono i prossimi appuntamenti degli alpini da qui appunto ai prossimi giorni? Beh, nell'ordine certamente cronologico, ricordo la veglia di Natale al Bosco il 24 dicembre, come facciamo ogni anno, poi di seguito
cimitero di Cenera ricordiamo le medaglie d'oro che lì riposano insieme con i nostri presidenti di sezione, tra le quali appunto mi viene in mente la famiglia Tandura, la famiglia più decorata d'Italia, ma non solo quella, ce ne sono altre che poi meglio diremo. Andare più avanti, il 25 gennaio presenteremo all'Auditorium Banca Privata di San Biagio di Tarso il terzo libro edito dalla sezione di Vittorio Veneto. Quest'anno riguarda, con foto e poesie dell'autore Massimo Neri, il territorio di Lago, Revine e Tarso, quindi le terre parte del nostro territorio sul percorso che abbiamo fin qui tracciato. E poi il 26 Nikolajevka presso il monumento alle penne nere a Sant'Andrea. Ecco, queste sono le cose più imminenti. Detto questo, credo in conclusione di associarmi all'augurio espresso dai nostri sindaci a tutto il mondo alpino e non solo. Mi unisco anch'io a questo pensiero di Natale e di Capodanno per porgere a tutti gli alpini, a tutti gli amici, gli aggregati, ma soprattutto anche ai loro familiari, soprattutto ai nostri vecchi che ci vedono da casa anche se non possono partecipare direttamente alle nostre cerimonie e manifestazioni. Ecco, il più sentito augurio per un santo e sereno Natale e l'auspicio di un buon 2025, migliore del 2024, anche sia davvero portatrice di pace di cui abbiamo, ripeto, tanto bisogno. Grazie a tutti. Intro Vigne, io la ringrazio, ovviamente i migliori auguri anche da parte nostra, a lei, a tutti gli alpini. E andiamo a chiudere questa puntata di Penna Nera, la rubrica che vi racconta le avventure degli alpini della sezione ANA di Vittorio Veneto. Un particolare ringraziamento, come al solito, a Maurizio Casetta che sovrintende alla buona riuscita della trasmissione. Grazie a tutti gli ospiti che si sono seguiti qui nel nostro studio oggi e ovviamente grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon proseguimento con la programmazione della Tenda TV.